Niente da fare, sul neurologo telefonico l'ULSS 7 non si schioda. A parte una scarna comunicazione nella quale si ammetteva in sostanza una carenza di medici, sulla dinamica che prevede un consulto telefonico con Vicenza o Arzignano in caso di emergenze neurologiche non ci sono variazioni. Eppure erano arrivate delle proposte chiare e precise, eppure da qualcuno che se ne intende, come il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Sentite cosa aveva detto a fine luglio Nicola Finco. Quando ci sono situazioni di difficoltà ci si può anche aiutare tra ULSS, no? Quindi penso che l'ULSS 7, attraverso anche un accordo con l'ULSS 8 piuttosto che altre ULSS del nostro territorio, potrebbe chiedere per un periodo di 2, 3, 6 mesi fino a quando non verranno banditi i concorsi di avere in prestito altri neurologi. Pure sulle neurologie di San Bassiano e Sant'Orso, Finco aveva inoltrato una proposta di buon senso, suggerendo di accorparle temporaneamente in un solo ospedale, in attesa di risolvere il problema. Ecco le sue parole. Oggi noi abbiamo 2 neurologie, sono entrambe zoppe perché non hanno il personale per coprire i turni. Allora che senso ha tenere 2 reparti dove nessuno di 2 riesce a garantire il servizio H24? Tanto vale per un periodo, ripeto, fino a quando non verranno banditi i concorsi, di mettere assieme i 2 reparti in modo che i medici possano costituire un'unica unità operativa, però all'interno di un territorio vasto come il nostro avere una presenza costante H24 della neurologia. Ferragosto è passato, la proposta di sicuro è arrivata all'orecchio del DG Carlo Bramezza, che in quanto ad autonomia d'azione ha dimostrato di saperci fare quando vuole. Vedi il caso della senologia di Bassano spostata a Sant'Orso alla faccia delle schede ospedaliere. Eppure non c'è stata risposta neppure al vicepresidente del Consiglio Veneto. Un vero peccato, perché ogni istanza, ogni proposta merita una risposta, da quelle sottoscritte dai cittadini con migliaia di firme ai banchetti per una sanità migliore, fino a quelle della politica. Di risposte però non ne arrivano e il silenzio non è più un'opzione. Ma i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti.